Miglio per cavalli di 3 anni in 7 dietro le ali dell'autostart. Lo schieramento: 1 Fara Trio, 2 Feldbinder ST, 3 Fergus del Ronco, 4 Florence, 5 Frecciarossa Cast, 6 Fenice dei Greppi. Seconda linea: 7 Femme Fatale Sì. I favori sono per Frecciarossa Cast, Max Castaldo in sediolo, numero 5 dello schieramento. Le alternative sono i 2 cavalli di Baroncini, Fergus del Ronco e Feldbinder ST. Velocissima Frecciarossa Cast, si avvantaggia in breve su Florence, che supera a sua volta Fergus del Ronco, poi Fara Trio, mentre all'esterno è rimasto Feldbinder ST. 200 iniziali in 15,1 per Frecciarossa, che non ha impiegato molto a schizzare in testa. In 50 metri era già avanti a tutti e ora conduce nei confronti di Florence, mentre Fergus del Ronco si scopre e dopo 400 metri in 31,4 avanza sulla battistrada, trascinandosi Feldbinder ST, compagna di training. Fergus del Ronco all'esterno cerca poi di accodarsi dopo 600 metri di gara in 47, lo fa superando Florence. Più indietro Fara Trio, mentre al largo c'è anche la mossa di Fenice dei Greppi che segue Feldbinder ST. 800 metri iniziali in 1, 2 e 1. Comincia gradualmente ad accelerare la battistrada, un 15,1 davanti alle tribune. Siamo ora all'attacco della penultima piegata con leader Frecciarossa Casta, all'esterno Feldbinder ST, lungo la corda Fergus del Ronco, poi Fenice dei numero Greppi. 1 Intanto Faratrio, sbaglia Fara Trio. qualificato. Chilometro se n'è andato in 1,16,7, siamo a 500 scarsi dalla conclusione con l'errore di Feldbinder. E così Frecciarossa Numero entra 2 in vantaggio Feldbinder sulla curva ST, conclusiva, squalificato. sposta a questo punto Fergus del Ronco. Fergus va su Frecciarossa Cast, impegna a metà piegata. Più indietro c'è Fenice dei Greppi, spunto di Fergus del Ronco che in breve supera Frecciarossa Cast e si avvantaggia a 100 dalla conclusione, è già padrone della situazione. Fergus del Ronco viene a vincere per distacco, secondo posto per Frecciarossa Cast, al terzo finisce Fenice dei Greppi. Immediato raddoppio per Giampaolo Minnucci, 1,14,8 il ragguaglio conclusivo, ma 28,8 a chiudere dopo un 29 di penultimo quarto, vale a dire 58 scarsi per gli ultimi 800 metri. Bel primo piano per Fergus del Ronco, Giampaolo Minnucci, training di Mauro Baroncini, per conto del signor Marco Castaldo.